pezzo lungo, sciata di dolore, sciata di terrore. Da mattina tutto era pronto, non lo potia immaginare. Che angia dallo cielo le creature, che farate erano l'omene d'anure, l'inferno addomato era già disegnato, lo destino non giudice, dallo getolo era segnato. La bomba era pronta, bastava un secondo per farla scoppiare, perché era lo tribunale a travagliare, lasciata per forza lo magistrata via passare. Rogge programmate per un secondo spaccare, ma fiuso appostata a taleare. Lo giudice con la sua macchina stava per arrivare. Accucchiata dalle stidde e dalla notte, l'acquazzina gli scomparenne da ceraccio da mattina. Ne scia di dentro una bella madre di 100 anni, due belli picciritti gemellini di 6 anni. Le colure, le matite, le quaderne, tutto in ta cartella. Bresciata le tagliava, le vasava, se ne creava, e chiamava in capo macchina e accelerava. Tarda la scuola non voleva arrivare, sorpassava lo giudice, senza saperlo, senza pensare. Ma la scuola stava innocente mai a per arrivare. Tutto un attimo, senza avere lo tempo di ciatare, parapetto tra la bomba e la macchina dello giudice era a fare. Dallo cielo come tante angele, Barbara, Giuseppe e Salvatore, da mattina spensierata dello 2 aprile dittimo volare. E la strage di Pezzolungo, ora dopo tant'anni, nudo di nuoce, se lo può scordare. Fino a quando, fino a quando, fino a quando mi sentire parlare di sta mafia maledetta? Fino a quando mi tentare leggere e tagliare dalla nostra bella terra di ste strage di mennetta? Armamone di coraggio, denunciamole ste mafiose e ste malvedente, che sciaminano sangue, chiaie, dolore e vittime innocente. Vestemola di colura, denunzie, giustizia e speranza a sta bella terra di sole, di monumenti, di onesta gente. Spogliamola di lutto, pianto e uomini di panza. Solo così le cose si possono smuovere e forse canciare. Solo denunciando la mafia si può per sempre scancellare. E allora semeniamo la libertà, abbeveriamola con la verità, tagliamola di lerrare che sta vergogna dell'omertà. Teniamo strette con le mani e con le rente la legalità che costruisce e allontaniamo dall'avanzi la faccia e l'occhio nostri sta mafia ammelenata che lo cuore e la mente sempre ne ferisce. E tutto chi lo catene dal lato sempre distrugge tutto. Denunciare, ora è sempre denunciare, chissà, è la salvezza.